perché probabilmente servono anche dimensioni aziendali di un certo tipo, servono anche organizzazioni di un certo tipo, una serie di rapporti che si instaurano. I vini senza alcol sono una nuova frontiera rispetto a quelli che sono possibili commerci futuri e possibili settori di mercato. Vanno guardati con la giusta laicità, ovvero in questa regione Friuli Venezia Giulia sicuramente il vino dealcolato non è il vino che potrà mai rappresentare questa regione, probabilmente la stragrande maggioranza dei nostri produttori non potrà nemmeno mai aderire a questa forma di prodotto, però non togliamo la discussione rispetto a determinati soggetti che magari all'interno di grandi volumi che vanno oggi a realizzare possono pensare di destinare quota parte della loro produzione anche a queste modalità e a questi nuovi prodotti. Io credo che questo sarà un settore che si sommerà rispetto a quello tradizionale, come è avvenuto in altre tipologie, penso alle birre alcoliche rispetto al settore della birra. È altrettanto vero che non esserci è un problema e pensare di farne il futuro credo sia semplicemente impossibile in una regione come questa.